Amici, buongiorno, ci troviamo oggi a Coia di Tarcento, c'è fermento per la preparazione del Pinerul che sarà il 6 gennaio, ne parliamo con il presidente degli Alpini Antonio. Allora, come stanno andando i preparativi? I preparativi proseguono bene perché soprattutto ci dà una mano il bel tempo, allora proseguono i lavori molto bene e con tanta affluenza anche di alpini e giovani. Allora, raccontiamo un pochino anche la storia, da quanti anni vi prodigate per realizzare questo spettacolo? Noi siamo arrivati al 26esimo Pinerul che costruiamo e siamo stati sempre assidui perché ci hanno dato l'impronta i nostri padri, perché i nostri padri 60 anni fa, 70, erano loro che costruivano e dopo ci hanno raccontato la storia come facevano il Pinerul. Bene, allora solitamente invece per quanto riguarda l'organizzazione, come siete organizzati? Quando si inizia a lavorare, come procede? Quali sono le tappe, il percorso per arrivare poi al 6 gennaio? Noi cominciamo circa dai 15 ai 20 di dicembre dell'anno prima, andiamo nel bosco a tagliare gli alberi per fare il telaio del Pinerul, che sono piante di abete, perché ogni anno vengono cambiate le piante perché vogliono sempre roba verde, perché se è secco procura sono problemi di staticità, può cadere e ogni anno vogliono piante verdi. Dopo dal 20 o il 27 o il 28 verso l'ultimo dell'anno, quando abbiamo la giornata che col bel tempo, impostiamo il telaio del Pinerul che va una giornata, sia nel bosco sia per impostare il telaio del Pinerul siamo circa 8 persone. Dopo si ricomincia sempre il 2 a portare vicino le fassine, andiamo a pulire i vigneti dove hanno frutteti, si fanno tutte le fassine ad una a mano e legate per dopo poter costruire il Pinerul con la carrucola. Siamo ancora artigianali, però viene una roba favolosa perché il nostro Pinerul è fatto tutto a regola d'arte e perché ha anche un segreto. Nel mezzo si costruisce anche il cammino centrale per la buona riuscita del Pinerul, per la sua figura, perché viene visto dappertutto. Bene, allora diamo l'appuntamento, l'orario e il giorno. L'appuntamento è il giorno 6 gennaio alle ore 19. Il nostro Pinerul, appena acceso, darà il via a tutti i Pinerul della Conca Tarcentina.